Buone notizie sul costo dell'energia elettrica. Le bollette infatti caleranno del 20% nel primo trimestre del 2023 rispetto all'anno precedente per gli utenti che sono ancora sul mercato tutelato e non hanno ancora optato per il mercato libero, che rappresentano ancora il 33%. Gli interventi del governo per abbassare i prezzi del gas hanno influito naturalmente sulle bollette elettriche, anche se bisogna rimanere molto vigili per possibili aumenti durante il 2023. L'ARERA, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe di luce e gas sui mercati tutelati, ha diffuso le nuove tariffe per l'elettricità per il primo trimestre del 2023, con una riduzione per la famiglia tipo e regime di tutela del 20% rispetto al trimestre precedente. Le cause di questo calo sono due. Da un lato è calato il prezzo del metano, principale fonte di elettricità. La domanda di gas è ridotta grazie ad un inverno mite che fa tenere basso il riscaldamento, e poi gli interventi del governo contro il caro bollette, con oltre 5 miliardi di euro al mese stanziati per questo scopo, ben 21 miliardi di euro, una cifra veramente eccezionale. Il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, frena gli entusiasmi. La variazione percentuale per mancata del costo dell'energia elettrica non deve spingere a conclusioni affrettate. I mercati sono caratterizzati ancora da una marcata volatilità e la stagionalità inciderà sulle variazioni dei prezzi del gas. Per il Codacons la riduzione delle tariffe fa risparmiare 348 euro in 12 mesi a una famiglia tipo, anche se le tariffe rimangono comunque alte. Stessa riflessione la scrive l'Unione Nazionale Consumatori, che nonostante il risparmio di 348 euro all'anno, la spesa annua di una famiglia tipo per l'elettricità nel 2023 sarà comunque più alta rispetto a quella del 2022.